Di questa meravigliosa giornata. Festeggia! Abbiamo visto una grande vittoria sia del campo femminile che maschile con Verena Steinhauser e con Luca Facchinetti, che non si è qualificato per le Olimpiadi per pochi punti, ma che ha dimostrato oggi di essere ancora in grado di conquistare un passo olimpico per le prossime. Quindi ringrazio chi ha aiutato, chi ha reso possibile questo campionato in una data difficile, perché il 30 luglio fare una gara al mare insomma non è facile, con tutte le persone insomma che sono ormai in vacanza. Quindi ringrazio la Silca, ringrazio l'amministrazione di Caorle, ringrazio tutti i volontari, perché è stata veramente un'organizzazione difficile, ma che ancor più ci rende di orgoglio, perché siamo riusciti a fare una bella gara, una bella manifestazione. Il Veneto si riconferma terra di triathlon in tutti i suoi aspetti, sia nel cross come ha fatto a Farra dal Pago, adesso qua a Caorle. Il Veneto è una certezza, quindi siamo ben felici ogni volta di ritornare qua in Veneto con i nostri atleti. Veramente si può dire che è stato un bel campionato nel vero senso della parola, perché tutte le componenti sembrano si sia andate mettere insieme una trama perfetta. Il sole, il caldo del triathlon, perché poi non ci si lamenta, fa troppo caldo, no, ma questo è il momento del triathlon, il caldo, l'estate. L'organizzazione direi non lo posso dire io, ma direi buona se non perfetta, perché era la prima volta, quindi qualcosa da migliorare ci sarà sicuramente. Un grande agonismo degli atleti, perché le gare sono andate veramente tecnicamente combattute, e poi uno splendido veramente pubblico. Il pubblico non è soltanto un pubblico locale, è un pubblico internazionale, ma tutti con le bandierine in mano, con le vuvuzelas, hanno applaudito. Soprattutto la gara femminile è stato uno spettacolo unico, persino la gente in acqua ad aspettare la partenza degli atleti, io non l'ho mai vista nelle gare di triathlon, quindi veramente una cosa meravigliosa. E una zona a cambio applauditissima, bello, veramente bello. Possiamo dire che Caorle è scoppiato l'amore per il triathlon. Le masse che muove lo sport sono delle masse turistiche anche rilevanti, è un turismo di cultura, è un turismo formato, è un turismo veramente importante, perché oltre a tutti questi atleti che vediamo partecipare si muovono le famiglie, si muovono gli amici, per cui naturalmente lo sport fa turismo, e quindi devo dire che queste manifestazioni sono ben accolte nella nostra città, nelle nostre città di mare. È stato molto emozionante il momento in cui nella partenza a nuoto, dove tutti gli atleti si sono catapultati, ma anche il momento del cambio della bicicletta è stato entusiasmante per chi non lo aveva mai visto dal vivo come sottoscritto. È stato veramente, anche il pubblico ha entusiasmato, ha urlato, ha partecipato. Direi che è stato veramente un evento molto interessante, molto bello da riproporre sicuramente.